Bentornati, esploratori del mistero. Come da vostra richiesta, oggi ci tufferemo nelle profondità in fondo al mare per meglio comprendere le azioni e le motivazioni della strega del mare, colei che ingannò la figlia di Tritone per assoggettarla ai suoi piani di conquista degli abissi. Prendete il vostro arricciaspiccia e andiamo. Alla fine degli anni '80 sugli schermi cinematografici venne proiettato un film così bello e di successo che fu capace di risollevare le sorti della Disney, ripetutamente funestata da fallimenti al botteghino, tanto che venne ricordato come il lungometraggio d'avvio al rinascimento disneyano. Parliamo logicamente della Sirenetta, 28° classico Disney, meritevole di aver portato sugli schermi una storia eccellentemente rielaborata dell'omonima fiaba, una protagonista interessante e una serie di canzoni che si sono indelebilmente marchiate nella nostra memoria. Un minuto di silenzio per tutti coloro che non conoscono memoria in fondo al mare. Per contrastare un animo ribelle e inquieto come quello di Ariel, ci voleva un villain di tutto rispetto. Ed ecco che gli animatori realizzarono Ursula. Modellata sulle fattezze della drag queen Harris Glenn Milstead, in arte Divine, Ursula può essere incasellata fra i cattivi Disney che agiscono per vendicare un affronto personale, conquistare il potere e dominare incontrastati. Si possono tracciare numerosi parallelismi fra la figura di Ursula e quella di Scar. Entrambi conducono una vita piuttosto solitaria. Ursula addirittura è stata esiliata dalla città sottomarina. Hanno a che fare con una figura autoritaria che detestano e che accusano della loro rovina. Ursula, in una prima stesura dell'opera poi abbandonata, era la sorella di Re Tritone, e ambedue non si fanno scrupoli a manipolare per i loro scopi persone giovani e ingenue, sfruttando i loro desideri e le loro debolezze. Tanto Ursula quanto Scar amano intrattenersi tra l'altro in inquietanti monologhi con la loro cena. Questa villain è di aspetto opulento e matronale, malgrado le forme gargantuesche. Mi è sempre piaciuto l'aggettivo gargantuesco. Si sposta con fare languido ed elegante, stregando lo sguardo con il fluido movimento dei suoi tentacoli. Già dalla sua prima apparizione, come ci sottolinea anche la musichetta sinistra che la accompagna, capiamo che a questo giro non c'è trippa per gatti. Ursula potrebbe benissimo essere nata dalla mente di Lovecraft e abita all'interno di una tetra, buia grotta a forma di mostro marino sul fondo degli abissi, circondata da fumi sulfurei e da un agghiacciante giardino di lamentevoli creature ancorate agli scogli, che altro non sono che tutti coloro che non hanno rispettato i termini dei suoi pericolosi contratti, tramutati in sgorbi. Sì, perché Ursula è il mostro peggiore che ci si possa immaginare, una sorta di avvocato. Per mezzo dei suoi 2 assistenti, le murene Flotsam e Jetsam, ella sa tutto quello che accade nel regno di Tritone, e sarà appunto così che scoprirà della passione fuorilegge di Ariel per il mondo umano. Ciò la indurrà ad attirare la giovane e disperata sirena nel suo antro, e qui molto abilmente riuscirà a conquistare la sua fiducia con una sublime recita nella quale interpreterà il ruolo della strega vittima dei pregiudizi che tenta, compiendo opere di bene, di riscattare il suo onore. Ursula, fra l'altro, detiene un primato notevole. È una dei pochissimi malvagi a trattare con un certo affetto i suoi sottoposti, le già citate murene, al punto da disperarsi per loro dopo che li avrà fulminati con la magia del tridente per errore. Ariel, in piena overdose di ribellione adolescenziale e di amore per il suo Eric, farà qualunque cosa che mai, mai, mai bisogna fare nella vita: firmare un contratto senza leggerlo. A questo punto, in un trionfo di stregoneria e tensione, si schiude la scena più epica mai umanamente concepita,
nella quale Ursula sottrae la voce della sirena e le fa un incantesimo che la trasforma in umana, dimenticando però sbadatamente di farle notare che gli esseri umani non respirano sott'acqua e quindi la povera Ariel quasi annega lì sul momento fra le risa isteriche e sguaiate della strega. E come possa essere tornata in superficie senza avere un'embolia ancora oggi resta un mistero. La determinazione della fattucchiera del mare nell'arrivare al suo obiettivo è senza limiti. Farà l'impossibile per raggiungerlo, persino incantare la mente di Eric in modo che lui decida di sposarla. Per l'occasione ovviamente prenderà le sembianze di una leggiadra fanciulla, altrimenti con le sue fattezze immagina come sarebbero venute male le foto del matrimonio. Ciò naturalmente farà soffrire tantissimo la povera Ariel, cosa della quale Ursula logicamente non si cura. La finta dolcezza e i modi comprensivi quasi da zia messi in atto da Ursula non sono che un balletto per mascherare una natura crudele e contaminata da un sentimento di vendetta e sete di conquista. Una volta che riuscirà ad impadronirsi della corona e del tridente del re dei Tritoni, magici oggetti che quadruplicheranno la sua magia, il suo reale carattere emergerà ed i motivi del suo esilio saranno presto chiari. Ursula ha una personalità instabile e feroce, non si fa scrupolo a uccidere chi si oppone al suo volere e non mostra alcun sentimento di pietà. Vede il mare come una personale fonte di potere e verso esso non prova il rispetto e la devozione di re Tritone, ma anzi con la sua magia lo devasta e lo sconvolge, trasformandolo in una vera e propria arma per sbarazzarsi dei nemici. Una particolare menzione va alla morte di Ursula. Se siete fra quelli che ancora ritengono che la Disney sia solo un'industria sforna principesse, canzoni e buoni sentimenti, sappiate che la strega del mare fa letteralmente la fine dello spiedino di Calamaro. Pilotando il relitto di una nave, Eric infatti la impalerà con lo spuntone di una trave di legno, in una delle scene più truculente mai viste, con tanto di grida, fulmini, contorcimenti spasmodici di tentacoli e ribollire dell'oceano. A pensarci bene, se una cosa simile accadesse in un film dei giorni nostri, plotoni di madri isteriche e mamme pancine avrebbero raso al suolo gli studios della Disney in un attimo. Per Ursula si possono fare un po' le medesime considerazioni di Scar. Certamente la loro malvagità è grande, ma contrariamente a villain come Malefica e Re Cornelius non è del tutto fine a se stessa, ma si è alimentata con anni vissuti in isolamento e nella convinzione, reale o solo immaginaria, di aver ricevuto un grave torto. In effetti non sappiamo cosa causò l'allontanamento di Ursula o di Scar dalle loro comunità, ma è chiaro che ciò contribuì non poco alla loro discesa nella follia. Sebbene i loro comportamenti distruttivi e subdoli non possano essere in alcun modo giustificati, ci si potrebbe interrogare su quanto davvero il loro esilio sia stata una soluzione efficace. Chissà quante Ursula in meno avrebbe la nostra società se qualcuno, anziché scacciarle, avesse tentato di ascoltare i motivi del loro disagio.